Sentiamo da alcuni alleati di maggioranza, quelli di centrodestra, tipo la Lega e Forza Italia, che evidenziano che un proseguio del governo Draghi sarebbe inevitabile senza i 5 Stelle. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Mercoledì c'è questo passaggio parlamentare. Io credo che dopo quanto è successo ha fatto bene Draghi ad assegnare le dimissioni, ha fatto bene il Presidente Mattarella a respingerle e a dire si vada in Parlamento e ciascun gruppo politico dirà la sua e si prenderà le proprie responsabilità. Ma noi soprattutto abbiamo una situazione di emergenza ambientale, quanto è successo in Veneto e quello che vediamo ogni giorno ce lo dice, di emergenza sociale perché il potere d'acquisto, l'aumento dei prezzi, il costo dell'energia, il costo del carburante, l'inflazione ci dicono che questa questione deve essere affrontata, infatti il Governo l'ha affrontata con alcune misure. Una questione sanitaria non ancora risolta. Mi pare che le ragioni per continuare il governo Draghi ci siano fino in fondo. Accanto a questo, secondo me, bisogna avere un'attenzione ancora più grande ai temi del reddito dei lavoratori, alla necessità di introdurre anche nel nostro Paese il salario minimo, alla necessità di contrastare il lavoro precario e di riuscire a introdurre delle misure per combattere l'inflazione. Ciò che posso dire è che nel corso di questi giorni dalle forze economiche, sociali, da tanti cittadini, dagli elettori del PD, da militanti, da quelli che mi hanno scritto o hanno risposto alla mia newsletter, viene un appello molto forte che è quello di dire non buttate via tutto, andate avanti, non mettete in discussione le risorse del PNRR, sarebbe una colpa che le generazioni future non ci permetterebbero. Il governo Draghi in questo momento ha già i numeri anche senza i 5 Stelle, però c'è il fatto che Draghi ha dato le dimissioni, quindi un governo Draghi che prosegue, ritorno su questo punto, anche senza i 5 Stelle, senza Conte e c'è anche all'orizzonte la possibilità che ci siano altri transfughi dal gruppo di Conte. Sì, io mi auguro per la verità che ci sia una fiducia da parte di tutte le forze politiche che hanno sostenuto Draghi fino a qui. È anche vero che nel passaggio sul decreto aiuti Draghi ha avuto la fiducia. Quindi mi auguro che questa dinamica che si è venuta a creare in questi giorni si interrompa e che anche il Movimento 5 Stelle e Conte possano dare la fiducia. E se no mi auguro che una parte di loro o il più grande numero di parlamentari la possa dare, in questo senso facendo continuare appunto il governo nel lavoro che sta facendo. Abbiamo visto che c'è una dinamica in corso, non sono in grado di azzardare previsioni su come andrà a finire. Il mio auspicio e anche il lavoro che sto facendo in questo periodo, questi giorni, è che l'esito possa essere un esito positivo sulla capacità di dare un governo ancora al nostro Paese.